Buon fine settimana, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il punto, altra settimana insomma importante, densa di appuntamenti, questa che si sta per concludere e ne parleremo ovviamente all'interno del nostro programma Il Dibattito, ma nell'anteprima oggi ho il piacere di avere qui in studio un amico prima di tutto, ma un personaggio carismatico, un attore, uno scrittore, insomma un intellettuale, una volta si diceva così. Ciao Gino Astorina, benvenuto. Ciao, io mi fermerei ad amico, che per me è diciamo, la medaglia più bella. Quello è un prerequisito. Come stai? Grazie. Tutto bene, grazie. Grazie per l'invito. Allora Gino, insomma questa è, diciamo, è l'opinione, noi chiamiamo questa parte di programma l'opinione di Gino Astorina oggi, che è un'opinione insomma di uno che vive la vita, la strada, la quotidianità, insomma, per professione. È ma un anche modo per simpatico passione. per dirmi che sogno vecchio? No, per carità, dico uno che cosa. guarda, diciamo, anche con un occhio critico, insomma, la Sì, realtà, no? sì, Insomma, mi piace, che mondo è, Gino? Mamma mia, io ogni volta chiedo... Che mondo è sempre in movimento, in metamorfosi, se non riusciamo ad abituarci, che subito dobbiamo cambiare le nostre abitudini, tutto. Ma oggi è tutto più veloce. Dal sociale al quotidiano. Il quotidiano cambia in maniera rapidissima. Allora Gino, tu sai, questo è un approfondimento della trasmissione, diciamo, che prevalentemente tratta i temi della politica, i temi dell'attualità, quindi oggi, in questo momento, mentre noi stiamo parlando... Vabbè, non te ne andare, ti prego, resta qua. Non ti spaventare, ti prego, resta qua. No, diciamo, mentre noi stiamo parlando, diciamo, c'è una manifestazione in corso a Messina per dire no al ponte sullo stretto. Ora, detto, diciamo, tra noi che abbiamo vissuto, tu più di me, consentimi, diciamo, questo dibattito, che ne pensi? Che ne pensi? Io penso avrò avuto, se no, credo 8 anni. 8 anni e papà mio, ritirandosi da, non lo so per quale motivo era andato in continente, ritirandosi è venuto a casa, sai con che cosa? Con un posaceneri in bachelite, che è quella plastica, dove c'era una cartolina trasformata in posacenere dove c'era già realizzato il ponte di Messina. Io avevo 8 anni, ti voglio dire, avevo 8 anni e già si pensava a questione di tempo attraverseremo lo stretto di Messina con questo ponte. È da 60 anni, almeno per quanto mi riguarda, che il ponte sì, ponte no. Senti Gino, ma tu diciamo forse... tendenzialmente, perché poi ormai è diventata una questione di opinioni personali, tu tendenzialmente sei favorevole o contrario, anche in base a tutto quello che abbiamo sentito nelle ultime settimane, negli ultimi giorni? Allora, io sono favorevole affinché una cosa si pensi, si progetti e si faccia. Noi abbiamo un nostro modo di dire in siciliano che è stupendo, che non si può arrestare Caceddo Motte è vivo. Che significa? Che significa? Non possiamo rimanere per tutto questo tempo senza sapere è possibile, non è possibile. La Corte dei Conti che dice no, non può essere, e allora poi gli ambientalisti, se per caso passano gli uccelli e ci sbattono, ma io non voglio andare né fuori né contro, ma io penso, ma che fa sta Cerduzzi? Non lo vedono che c'è un pilone, non vanno a deviare. Ci sono delle cose che noi poi dovremmo prendere. Insomma, io aspetta, qua sono molto serio perché non vorrei urtare, diciamo, la sensibilità degli animalisti e degli ambientalisti. Gino, attenzione, tu sai meglio di me. Però se noi avessimo voluto un mondo così come è stato creato, non avremmo costruito grattacieli, non avremmo costruito le metropolitane, non avremmo costruito gli aeroporti con gli aerei che vanno ad inquinare il cielo anche acusticamente. Certo. Ci sono tante cose, o noi ci organizziamo con i tempi o niente, oppure noi decidiamo. Noi siciliani, io avrei un'idea per quanto riguarda la Sicilia, farla diventare una terra slow, lenta, senza problemi. Più lenta già di quanti siamo? Più lenta, anzi toglierei determinate cose. Io la nuova tratta che hanno fatto della ferrovia
ci smantellasse. A piedi. Diligenza. Diligenza. Tu vuoi andare a Palermo e noi avremmo qui un turismo di persone che si passano buone per davvero, perché hanno tempo da perdere, vogliono stare qui. Ma ti sembra niente la strada del vino fatta con i cavalli, che tu impieghi 2 giorni per andare dai Nebrodi agli Iblei, però ti fermi, spendi qualche cosa. Dobbiamo decidere, Sicilia... o noi diventiamo come gli altri o diventiamo una particolarità. Beh, questo potrebbe essere un'idea, la proporremo insomma anche agli ospiti che verranno subito dopo, la Sicilia Slow, però questo mi dà chiaramente il là, perché già ti ho visto io programmare, vedere, annunciare, tu l'hai fatta questa cosa, seppur al cinema, hai fatto divertire l'Italia. La rivediamo questa clip, dura pochi secondi, eri un candidato sindaco, vediamo. Guardate queste montagne inviolate, stanno aspettando un nostro sogno. Qual è il sogno? Abbiamo sognato di Cardaci? Una località sciistica! Una stazione sciistica vuol dire alberghi, ristoranti, chalet. In una sola parola, lavoro per tutti. Ma qualcuno potrebbe dire, ma è 3 anni che non piove a Cardaci. Bene, io rispondo, bastano 5, solo 5 cannoni sparaneve e faremo di Cardaci la cortina della Sicilia. E quando la neve a primavera si scioglierà, perché vi prometto a primavera farò sciogliere la neve, risolveremo anche il problema della siccità. Attualissima questa, Gino. Sì, ma hai fatto fare un tuffo nel passato, qualche chilo fa e qualche colore fa, per quanto riguarda i capelli. Ma sì, ma... Cioè, siamo sempre là, poi, no? Questa è stata realizzata, lo dico per i nostri telespettatori, circa 20 anni fa o di più. Sì, una ventina d'anni fa. 1996, che era il film Nati stanchi di Ficarra e Piccone. Di Ficarra e Piccone, che apre e chiudo una parentesi, questo monologo, questo pezzo qui, lo ricordo come se fosse adesso, è stato scritto sul cofano della mia macchina, mentre il regista aspettava, c'erano sia Valentino che Salvo, aspetta, aggiungiamo quest'altro, mettiamo quest'altra cosa ancora. E questo ci fa ricordare che la politica è promessa. La politica sono promesse, che poi siano disattese o siano evase è un altro discorso, ma la cosa importante sono le promesse. C'è bisogno in qualche modo, no? Far sognare, perché io ti prometto che farò questo, questo e quest'altro. Chi promette delle cose più roboanti, più belle che possano fare sognare, possibilmente perché tu sei in televisione, ma avresti detto altre cose, l'avresti definito. No, è vero, no? Ci conosciamo un po'. Allora, Gino, insomma, questo è, diciamo, un periodo difficile, perché poi, insomma, come dici tu, la politica e promesse, poi mantenerle è difficile anche perché i tempi si accorciano, non c'è più il tempo, no, di poter realizzare delle cose. C'è anche un altro fatto, Luca. Fare della buona politica significa diventare impopolari. Diventare impopolare, e se tu diventi impopolare poi rischi di non essere più eletto. E allora lì bisogna entrare nella testa del politico. A te cosa interessa? La tua poltrona o interessa il benessere di chi ti ha votato? E questa può sembrare, non è banale. Io sono banale, sarò banale, io vado alla sintesi delle cose, perché poi vuoi o non vuoi, io ad esempio farei un solo mandato per ogni cosa. Però da quella ci hanno provato i 5 Stelle non è bastato, anzi anche loro dopo hanno detto 2 mandati sono troppo pochi, perché insomma i tempi della burocrazia, i tempi di pensare e poi mettere in piedi una qualsiasi opera. Perché tu lo devi, sapendo che quella poltrona non sarà più tua, ma allora veramente tu pensi al benessere sai cosa pensi? Devo fare qualcosa che rimanga oltre la mia permanenza.
Invece no. Non lo penso. Senti Gino, ti faccio vedere un'altra cosa che è una notizia insomma, della settimana, ti faccio vedere una foto, neanche voglio anticipartela, vorrei che il tuo commento già partisse dallo sguardo. Questa è la foto che chiedo alla regia di mandare. Questo è il nostro paese, no? Fantastico. Questo è il nostro paese. Senti, io ho riso, mi sono indignato, poi ho pensato, ma un uomo cosa arriva a fare? Non lo so, veramente. Hai detto bene, è la foto del nostro paese. Cioè uno arriva, diciamo... Sì, arriva, viene da ridere onestamente, viene da ridere anche perché poi lo somiglianza... Perché si arriva a tanto, Gino? Questo è il tema. Perché cioè, in Italia ora diciamo, siamo un attimo seri, è aumentato il numero dei poveri, cioè degli indigenti, cioè proprio quelli che non riescono addirittura a mangiare, è aumentato e si è abbassato, è finito il ceto medio, si è allargata la forbice, ci sono meno ricchi, più poveri, i ricchi detengono la gran parte del patrimonio del paese. Patrimonio. E allora bisogna vivere, e per vivere tu sei disposto a fare la qualsiasi cosa. Per vivere perdi anche la dignità, per sopravvivere perdi anche quel minimo di decoro che puoi avere, e allora dici, ma io devo vivere, e allora mi organizzo. Se tu metti un gatto in un angolo e non gli dai via di fuga, quel gatto ti salta addosso. Noi in questo momento non abbiamo via di fuga perché non c'è lavoro per i ragazzi, non c'è, più che il lavoro, sai la cosa che più mi dispiace, perché io penso ai miei figli, penso un domani ai miei nipoti, non è il discorso del lavoro, è il futuro. Tu da ragazzo hai pensato voglio fare questo lavoro, voglio fare questo mestiere, mi piace fare il giornalista, hai cominciato a fare il ragazzo di bottega, hai cominciato a fare la gavetta. Io ho cominciato a fare la bottega, a fare la gavetta, ma i ragazzi di oggi non lo sanno, è così tutto precario. Che la cosa più brutta è che stiamo rubando il futuro ai ragazzi. Molti se ne vanno fuori, scelgono di vivere anche una realtà un po' più redditizia in qualche modo, anche diversa e forse meritocratica, perché poi qua manca la meritocrazia. Ma non lo so Luca fino a che punto può essere redditizia. Vanno via, basta. Vanno via, basta, perché non lo so se è più redditizia veramente, perché se tu a Milano una stanza la vieni a pagare 800 euro. Ma quanto deve guadagnare questo ragazzo? Sì, io guadagno 2000 euro, 2000 sì, ma già 800 se ne vanno solamente per dormire e per mangiare. È l'equivalente se guadagnassi 1000 euro. Certo. Fanno bene quelli del Bosco, no? Dice la famiglia del Bosco. Ma non lo so, l'eccesso. Quelli del Bosco non lo so. Senti Gino, siamo in chiusura. Ora, senza diciamo esporti, perché poi sanno Gino Astorina ha detto questo, questa. C'è un personaggio politico, diciamo, che in questo momento ti piace per un X motivo, diciamo, che sei tu, per intraprendenza, per simpatia, per sparate a zero, non ho idea, insomma. Ti posso dire la verità? Sì. Guarda, sono di un sincero, non interessa niente anche se mi linciano. Non ce n'è manco uno, te lo giuro. Sai perché? Io sono molto, molto istintivo, umorale. Io stamattina venendo ho visto che non mi hai chiamato come ospite, ma mi hai chiamato come amico. Sai che cosa, Luca? Dagli occhi. Appena io sono arrivato, ho visto gli occhi che ti ridevano e hai salutato l'amico. Io non vedo gli occhi brillare da parte di un politico quando parla del suo lavoro, quando parla dei progetti da una vita. È come se avessero un sottopensiero, come se stessero dicendo quelle cose in maniera automatica. E io lo vedo che ti posso dire, da Vespa a Luca Ciliberti, hanno quelle 30-40 righe, quelle formule da ripetere a memoria. Le risposte, diciamo, preconfezionate. E non vedo assolutamente gli occhi che brillano al pensiero di dire
sì, lo penso veramente, lo vorrei fare. Purtroppo sono un disilluso. Beh, Gino, insomma, questo è ovviamente il tuo pensiero. Lo so che è il no, mio no, pensiero. nel senso che purtroppo è condiviso da tanti, quindi per questo la disaffezione che... Solo che a differenza di tanti io vado a votare. Ecco, questo stavo per dire questo. La cosa brutta... Che però il non voto è una scelta, secondo me, io non lo condanno, il non voto è una scelta, non lo so. È una scelta per dire, è un segnale. No, non lo so fino a che punto. Sai perché il non voto è non prendere posizione. E noi siamo professionisti. Noi siamo professionisti, noi altro termine siciliano, no, sai, no faccio amore da pace. No, non è vero, perché poi viviamo in guerra. Allora Gino, grazie per essere stato con noi, grazie, sei sempre eccezionale. Torni, no? Spero di aver occupato degnamente questa poltrona. È pacifico, chiaramente sì, è la risposta. Torni, ti aspettiamo qualche altra volta. Ma ci mancherebbe altro. Grazie Gino. Allora, grazie a te, Luca. Tu continua a guardare la trasmissione perché dopo la sigla arriverà qui, insomma, non te lo dico. Tra l'altro abbiamo recuperato anche Rosario Crocetta dalla Tunisia, quindi che è venuto qui, quindi vediamo cosa ha da dirci. Voleva parlare, non fare quella faccia tu. No, Rosario Crocetta. Nel senso che non posso perdere questa puntata. Dopo la sigla comincia il dibattito del punto. In studio per la diretta della nostra trasmissione Il Punto, adesso comincia il dibattito, abbiamo sentito Gino Storina come sempre divertente e così riflessivo nella sua opinione. Adesso entriamo nel vivo dei temi di oggi, della nostra trasmissione. Oggi insomma giornata importante perché sullo Stretto a Messina si è manifestato, manifestazione nazionale per dire no al ponte sullo Stretto. Le manifestazioni le abbiamo viste in questi anni, sono state tante contro il ponte sullo Stretto, ma questa ha un valore particolare perché arriva all'indomani della decisione della Corte dei Conti che in qualche modo ferma o comunque rallenta o comunque mette in stand-by i cantieri di questa grande infrastruttura che avremmo dovuto, secondo le parole del Ministro, già vedere almeno in fase di realizzazione, il Ministro Matteo Salvini, in fase di realizzazione già quest'estate. Vi presento gli ospiti, oggi parleremo ovviamente non solo di ponte, ma parleremo anche della sfiducia a Schifani, finalmente è stata presentata, dico finalmente non per dare un giudizio di valore ma per raccontare la cronologia dei fatti, perché questa mozione di sfiducia sembrava, come dire, solo una chiacchiera politica, invece in realtà ha prodotto delle carte che sono state depositate e quindi andrà in aula martedì prossimo e quindi cercheremo di anticipare anche i temi di questa mozione di sfiducia e poi sulla testa della politica siciliana aleggia ancora questa inchiesta che ha coinvolto Cuffaro, insomma con tutte le sue ripercussioni e tutte le sue particolarità. Dicevo, vi presento gli ospiti, in studio con me Antonio Condorelli come sempre. Ciao Antonio, eccoci, benvenuto. Eccoci. Anche oggi settimana interessante. Poche ore a questa mozione di sfiducia, diciamo che... Ora lo diciamo, fammi salutare gli ospiti prima, anche perché abbiamo anche ospiti in collegamento. Giancarlo Cancelleri, oggi Grande Sicilia, volto storico, posso dire, no, per anni del Movimento 5 Stelle, anche ha ricoperto il ruolo di Vice Ministro dei Trasporti, quindi insomma anche lui ha parlato con cognizione di causa di ponte e oggi vediamo se è stato fatto qualche salto in avanti, qualche proposta di qualità migliore. Benvenuto Cancelleri. Salve a tutti. Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, benvenuto Razza. In collegamento, un saluto a tutti. In collegamento abbiamo Rosario Crocetta, ex presidente della Regione, benvenuto Crocetta. Buonasera a tutti e ai simpatici ospiti che hai in studio. Ogni tanto lo ritroviamo, Crocetta, è sempre qualcosa da dire, poi di interessante, è stato presidente della regione, quindi conosce bene quelle stanze e quei palazzi. Saluto anche il capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, benvenuto Catanzaro.
Buonasera a tutti e a chi Naturalmente ci fra i guarda. simpatici ci metto anche Catanzaro. Ah, ecco, già comincia. Grazie Presidente, grazie. Il PD è sempre un partito così, insomma, che non se le tira mai dietro. Allora, però, prima di dare, come dire, il via alla discussione, vorrei collegarmi con Messina, perché è appena finita questa manifestazione sullo Stretto. C'è il nostro Francesco Triolo. Ciao Francesco. Buonasera Luca, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Sì, è appena finita, però ancora come vedete le strade sono chiuse per il deflusso dei manifestanti, quindi è finita da qualche minuto. Una manifestazione che ha portato in riva allo Stretto, secondo le forze dell'ordine, 3.500 manifestanti, qualcosa in più tra le due piazze, lungo il corteo. Possiamo arrivare anche a quantificare in circa 5.000 i partecipanti a questo corteo che, secondo gli organizzatori che hanno promosso la mobilitazione, deve servire a non far abbassare l'attenzione sul ponte sullo Stretto. Forti dei pareri negativi della Corte dei Conti sul progetto e sulla delibera del CIPES, vogliono comunque tenere alta l'attenzione. È particolarmente importante quello di oggi, quel corteo, perché hanno partecipato anche esponenti politici nazionali come Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi Sicilia, ma soprattutto della segretaria nazionale del Partito Democratico Ellis Klein, che si è aggregata al corteo proprio in chiusura a Piazza Duomo. Ha parlato del ponte, sono stati lanciati dei messaggi ben precisi sia al governo Meloni ma anche al governo Schifani, non sono mancati alcune frecciatine. Comunque, se le storie del ponte, dovesse Francesco, avere della Schlein le sappiamo, no? Cioè, insomma, è sempre la solita, diciamo, come dire, la solita, diciamo, le solite come dire, frasi che vengono riportate in questa occasione da parte, diciamo, dei no ponte, cioè soldi buttati. Ovviamente sono stati buttati 13 miliardi e mezzo per il ponte, 1 miliardo e 3 dei siciliani. Insomma, questo è come dire, quello che dicono ovviamente i no ponte. Gli altri, cioè quelli favorevoli, dicono sono soldi che fanno parte, è una minima parte del rilancio delle infrastrutture in Italia, quindi il ponte che serve, il ponte che unisce la Sicilia all'Italia. Però ti volevo chiedere, queste le due posizioni. queste le due posizioni. Allora, intanto, perché hai l'ombrello? Questa è la domanda, perché abbiamo visto delle immagini. A Messina è stata una giornata di pioggia a Messina. Ma io ho visto delle immagini, insomma, guarda, facciamo vedere che eccolo qua, queste le immagini che Ma noi considera che ci stiamo inglesizzando, stiamo diventando come Londra. Piove, dopo 10 minuti serve l'ombrello. Ecco, queste sono le immagini, diciamo, che tu stesso ci hai mandato di questa manifestazione, che ricordiamo era un corteo che poi si è fermato in piazza per i comizi. Esatto, due piazze, una dedicata ai concerti a Piazza Unione Europea, una dedicata ai comizi dei rappresentanti dei movimenti, con Bonelli che per esempio ha annunciato di aver dato mandato alla Corte dei Conti Europea di analizzare anche le carte del Allora, ponte Bonelli lo abbiamo, sentiamolo in voce. Francesco, Bonelli l'hai intervistato tu proprio a Messina durante il corteo. No, io spero vivamente che il governo si fermi e cominci a rispettare le leggi e le direttive europee. Se non lo dovesse fare, sappia, lo dico alla Meloni e a Salvini, che si schianteranno sul muro di legalità che noi costruiremo, perché noi costruiremo un muro di legalità. Abbiamo già avvisato la Corte dei Conti europea di quello che sta succedendo, perché si stanno utilizzando fondi europei come il Fondo di Sviluppo e Coesione e il Fondo Cinea per la progettazione, sono tutti fondi europei, e gli italiani devono sapere che questa grande mobilitazione è stata una mobilitazione della sapienza contro l'arroganza. La sapienza perché avvocati, ricercatori si sono uniti e hanno trovato le falle inaccettabili dell'arroganza di un potere che voleva far passare questo progetto come quello della modernità. Era un progetto vecchio di oltre 30 anni, lo volevano far passare nuovo. Ecco, noi abbiamo studiato, lavorato e vogliamo che queste risorse siano utilizzate per le vere priorità del Sud. E questo è Bonelli. Ruggero Razza voleva intervenire subito, ovviamente, la posizione guardate, è imbarazzante sentire dire a Bonelli, ma lo ha detto anche la segretaria Schlein del PD, che la proposta del ponte sullo Stretto di Messina sia una proposta contro le regole europee. Tutti sanno che la rete TEN-T, che è il più importante documento di programmazione sulle grandi reti di infrastrutture dell'Unione Europea, prevede il ponte sullo Stretto di Messina ed è una decisione votata dal Parlamento europeo, approvata dalla Commissione europea,
E mi permetto di dire, per esempio, alla segretaria del PD che è stata deputata europeo, che l'approvazione è intervenuta nella legislatura scorsa e lei lo dovrebbe sapere, perché il Partito Socialista Europeo a cui aderisce era il principale socio di quella commissione che ha voluto il ponte sullo Stretto di Messina. E allora la Corte dei Conti ha dato un parere. Non è la prima volta che una decisione giurisdizionale viene poi chiarita, viene elaborata. Io nella mia stanza al Parlamento europeo nei giorni scorsi ho trovato un po' di carte sui vecchi dibattiti sul ponte sullo Stretto di Messina e ne ho trovato uno che mi ha particolarmente colpito, perché nel 1988 un grande siciliano che era stato eletto fin dalla prima legislatura al Parlamento europeo, l'onorevole Buttafuoco, Nino Buttafuoco della provincia di Enna, intervenne in un dibattito che vedeva non solo l'approvazione del ponte sullo Stretto di Messina, ma anche del tunnel sotto la Manica. L'unico scandalo è che sono passati decenni, nella fine degli anni 90 il tunnel sotto la Manica è stato inaugurato e qui stiamo a parlare di direttive e di cose che non c'entrano niente. Allora, Catanzaro, Crocetta, Cancelleri, insomma qui sul ponte avete tanto da dire. Luca. Chi è? Luca. Chi chiama? Luca. Triol. Sono io. Ah, eccolo qua, Francesco Triol. Guarda che ho incontrato quasi sotto casa, l'ho strappato alla moglie. Ma doveva essere qua, Germania, ragazzi, veramente, questi della Lega sono incredibili, cioè, veramente. Era la manifestazione. Nino Germano, era la manifestazione per manifestare contro il ponte? No, era con sua moglie sotto l'ombrello e stava passeggiando. Sono convinto che questi sono i potenti mezzi di Luca che mi ha recuperato sotto casa. Allora, Germano, hai visto quanta gente c'era sotto a Messina per dire no al ponte? È venuta anche il segretario, la segretaria nazionale del Partito Democratico, Bonelli, tanti esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle, insomma un fronte compatto. Devo dire, allora, portare in piazza qualche migliaio di persone per 80 sigle mi sembra comunque che sia una cosa buona. Magari forse si aspettavano di più, ma va bene così. Ma la cosa bella, devo dire, è che quando si svolge una manifestazione per rappresentare pacificamente, così come sta andando adesso nella manifestazione di Messina, le proprie idee, mi pare la cosa più bella del mondo. Ognuno è libero di credere in ciò che vuole, ma va fatto senza fare danni, senza creare problemi ai lavoratori, ai cittadini, alle vetrine, ai negozianti. In questo momento anche ci avviciniamo verso il Natale. Tutto è andato, possiamo tranquillizzare, è andato tutto bene. Hanno chiesto al governo. Volevo dire anche ai nostri telespettatori e gli ospiti ovviamente lo sanno che mentre Messina manifestava per i no ponte c'è in corso in Calabria il Festival Euromediterraneo nel quale hanno parlato anche Salvini e Tajani, quindi diciamo una sorta di contromanifestazione dall'altro lato dello stretto. Luca, se ci fosse stato il ponte, magari si potevano incontrare in mezzo al ponte la Schlein con Salvini e ovviamente Tajani, ma siccome è da il collegamento lo facevamo da là. Sono d'accordo con Minardi, sono d'accordo diciamo con il segretario della Lega che mi sembra saggio sulla manifestazione. Ovviamente il mio amico Ruggero Razza va subito in maniera diretta, partendo proprio dal discorso, va bene il ponte, la Schlein, però qua c'è un discorso che dura da 20 anni, non è il problema del ponte, no ponte, ma da 20 anni la Corte si è espressa, ci sono le somme che secondo me rischiamo di perderle perché si parla di riprogrammazione e quindi siamo di fronte ad un problema di fase di stallo. Poi c'è pure in studio Giancarlo che da vice ministro secondo me se ne è pure occupato, quindi stiamo parlando di un argomento che ormai è da 20 anni e nel frattempo abbiamo un problema, le strade, abbiamo un problema della sanità, abbiamo un problema di tante altre problematiche in Sicilia e continuiamo comunque a farci prendere in giro dal governo nazionale, in questo caso con lo scippo davvero adesso, poco fa lo dicevi tu, di 1,3 miliardi rispetto a queste somme che io scusami Michele, ma perché ho 44 di anni e da 20 anni che sento parlare
del ponte. Ecco. No, c'era Girazzolini, ha Scusami. detto poco fa, dice aveva 8 anni. Ma perché, vorrei capire una cosa, perché lo scippo? C'è accanto Giancarlo Cancelleri che ne fu protagonista. La Sicilia con il proprio fondo di sviluppo e coesione contribuì nella scorsa legislatura a cofinanziare un'opera molto importante come la Ragusa-Catania. Cioè perché non dovrebbe la Sicilia utilizzare una parte delle proprie risorse per realizzare infrastrutture strategiche? Se oggi la nostra è l'unica regione in Italia dove si sta costruendo, e poi mi taccio, una grande infrastruttura, è perché una parte delle risorse le mise lo Stato, una parte, in quel caso la maggioranza delle risorse, le mise la regione. Non penso che ci sia nulla di male, ma hai ragione Michele, non dovremmo parlarne come ne parliamo da 20 anni, dovremmo capire se per la prima volta si riesce a fare un passo avanti. Poi un'opera così grande... Per la prima volta come tante sono avvenute le volte precedenti, si parla soltanto di ponte, ma non si arriverà mai ad una realizzazione, perché di fatto siamo di fronte a una fase di stallo. Ma è così, e voi lo sapete pure. C'è un anno e mezzo di legislatura nazionale e io offrirò una cena a Sciacca al mio amico Michele Catanzaro se l'opera non riuscirà a vedere l'avvio. Ora Salvini dice, si parla ovviamente... Allora va benissimo. Si parla anche della gara, ovviamente, perché Bonelli diciamo, in tanti interventi ha detto che il problema non è il no diciamo, d'opinione al ponte. Bonelli si è concentrato sulla gara e sull'illegalità, secondo lui, della procedura di gara, quindi dice ne rifacciano un'altra corretta, perché dice il committente che ha ricevuto l'opera ha un progetto vecchio di più di 20 anni, quindi bisogna rifare la gara aggiornata ai parametri di oggi. Salvini su questo ha risposto e ha detto che la gara è stata fatta, ovviamente è stata aggiornata e collegata, no? Guardo anche Germanà, insomma su questo sarà anche più preciso con i costi del 2025, ma soprattutto a vincerle è stato un consorzio con le migliori intelligenze diciamo del mondo, ha detto lui. Ci sono giapponesi, spagnoli, danesi, project management americano, il monitoraggio ambientale francese, quindi dice dove sta il problema in questa realizzazione? Ci sono i migliori del mondo. Quindi basta essere francesi perché si faccia tutto bene. Non lo so, ha detto Salvini, mica l'ho detto io, sto riportando delle frasi. C'è un'operazione importante su questo ponte sullo stretto. Se noi osserviamo cosa può succedere di qui a 2 anni, un obiettivo per il centrodestra sarebbe sicuramente anche solo l'avvio dei cantieri, mettendo in moto le consulenze, le procedure di assunzione, la mobilitazione del cemento con gli imprenditori collegati, dove a Messina, ricordiamocelo, non c'è neanche l'acqua. Però già mettere in moto questa cosa di qui a 2 anni, a ridosso delle elezioni, è una partita che può cambiare molti equilibri in Sicilia. E questa partita che sta giocando in questo caso la Lega, ma anche Forza Italia, ma e soprattutto il centrodestra, è una partita che per come funzionano i collegi può risultare vincente anche solo l'avvio del cantiere, e l'obiettivo è questo, non alzare il pilone e fare partire il cavo. È già sufficiente per essere vittoriosi in questo sistema fare partire 4.000 assunzioni, vuol dire 100.000 persone che si candidano, assumere 1.000 consulenti, mobilitare milioni di metri cubi di cemento, iniziare gli sbancamenti, le procedure, arrivano gli ingegneri, arrivano i notai, gli espropri, ricorsi al TAR. Guardate, si mette in moto in una macchina pazzesca, senza esprimerci a favore o contro. Guardate che l'obiettivo del centrodestra in questo momento è elettorale, oltre che strategico, e non è da sottovalutare. Francesco Triolo. Eccoci, allora, così salutiamo Nino Germanà che deve lasciarci. Parto di Cateno. Quando Cateno De Luca salirà sopra, così salutiamo Germano, lo lasciamo andare. Allora, Germana, che succede? Prima di rispondere alla domanda di Triolo su quanto ieri, volevo fare una precisazione, anzi 2. Intanto non può essere né Bonelli né Germanà, che facciamo politica, a dire se le procedure della gara sono corrette dal punto di vista giuridico o meno. Ci sono altri che lo faranno, non può essere, la politica deve fare la politica, i tecnici devono fare i tecnici, la magistratura deve fare il ruolo che compete alla magistratura. Il ponte non è mai stato una promessa elettorale, voglio difendere questa tesi, non so chi ha... È crollato Triolo? No, è crollato Triolo. Allora, Crocetta. Allora Luca, posso dire qualcosa? Come no, certo. Quando
Quando? Allora, io vorrei Aspetta dire che questo. abbiamo recuperato un attimo Germanà, così un attimo Crocetta, che così Ah, lo, va bene, Si sì. sente. così lo salutiamo, Non perché è sia sotto mai la che- pioggia. Non sia mai che... No, è perché è sotto la pioggia, poverino. Crocetta è al coperto. Così. Ma dov'è? Già Tra sistemato la l'altro casa per abbiamo Natale, la anche Crocetta. studio mi Allora, sentite? vai Germanà. Mi sentite studio? Sì, ti sentiamo, Germanà, vai. Vada. Allora, stavo parlando di Bonelli, mi avete sentito? Sì, Bene, ok. Allora, no, voglio dire, il ponte non è mai stata una promessa elettorale, già dai tempi di Berlusconi, quando ebbe la lungimiranza il governo Berlusconi di inserire il ponte a chiusura del corridoio strategico scandinavo-mediterraneo. Già allora fu un grande attrattore, stiamo parlando di 25 anni fa, quando con l'inserimento di questo pezzettino di puzzle all'interno di questo grande corridoio vennero trovati i fondi per ultimare la Messina-Palermo, quindi già 25 anni fa abbiamo beneficiato di un'opera che ancora oggi non esiste. Oggi si inizia a parlare di ponte, ecco, non so chi mi ha preceduto, si continua a parlare di ponte e cominciamo a avere già i territori, sia la Sicilia che la Calabria, ne hanno un grande beneficio perché c'è un programma, e quindi non soltanto ponte ma tanto altro, un programma di più di 60 miliardi di investimenti tra Sicilia e Calabria, di cui già 30 miliardi stanziati e cantieri avviati. Io voglio ricordare che il costo del ponte è intorno ai 13,5-14 miliardi, abbiamo cantieri avviati per 30 miliardi e la WeBuild che sta facendo i lavori del raddoppio ferroviario Messina-Catania-Palermo, già ci sono decine e decine di lavoratori che portano lo stipendio a casa a fine mese, quindi non soltanto ponte ma tanto altro. allora intanto Francesco, Cantieri scusa, ti chiedo di parcheggiati, spostarti un concludo così, pochettino perché cantieri- ci sono i lampeggianti della polizia che ovviamente danno disturbo alle inquadrature. Ecco, grazie a entrambi. Germanà non se ne può andare perché deve sentire cosa ha da dire Crocetta. No, io intanto lo volevo salutare il presidente Crocetta, un saluto affettuoso. al presidente Crocetta. Ciao Nino. Allora, io Lo ascolto con piacere. sinceramente trovo... ci sono dei rumori di fondo, posso parlare? Sì, prego, Crocetta, noi la sentiamo benissimo. Allora, volevo dire, io intanto trovo un certo modo di pensare alla politica qualcosa che non mi piace, non mi è mai piaciuto, e figurarsi quando mi possa piacere a me adesso che guardo un po', diciamo, un po' dall'esterno la situazione politica siciliana e italiana. Noi stiamo parlando di un'opera però in cui c'è un altro organo dello Stato, che è la Corte dei Conti, che dice che non è attuale, nel senso che il progetto di tanti anni fa non può essere riproposto per il semplice motivo che non si può andare. Se si va a raddoppiare il costo di un progetto non è più quello. Oggi era 4 miliardi, adesso è 13, c'è una bella differenza e mette in discussione tutti, quindi ora si può condividere, non si può condividere, dura l'ex sed lex, c'è una decisione. Ora c'è qualcuno che dice vabbè, noi ce ne freghiamo della decisione della Corte dei Conti. Libertà di farlo, però questa libertà la si pagherà in futuro, perché quanto la Corte dei Conti non ti dà la copertura finanziaria sostanzialmente, perché la registrazione della Corte dei Conti ti autorizza a mettere dei soldi. Allora è chiaro che succede. Sì, poi però Non si può mi andare, piace. diciamo, in deroga a questa Mi cosa, augurerei di si vivere in un assumerà paese, scusate, mi augurerei di vivere in un paese, ci sto quasi metà dell'anno in Sicilia, quindi diciamo almeno per quei 6 mesi che ci vivo vorrei viverlo come un paese dove la politica non sia solo scontro, perché i toni che noi abbiamo sul ponte sono inaccettabili da tutti, perché io vedo totalmente inaccettabili. Salvini che dice che doveva iniziare 2 anni fa addirittura i primi lavori sul ponte, cosa tecnicamente impossibile, e quando lo dicevamo che era impossibile praticamente Salvini se la prendeva come fatto personale. Qui non c'è niente di personale, non c'è niente di scontro politico da cercare, c'è questo fatto della Corte dei Conti.
c'è lo stanziamento. Crocetta, un intervento più breve, poi le ridò la parola. Lo stanziamento non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Cos'è che non è Perché sufficiente? se noi pensiamo al ponte come una cattedrale nel deserto, cioè come un'opera a sé stante, e non la pensiamo come un'opera di sviluppo della Sicilia. Certo che ha fatto bene il governo prima a finanziare la Ragusa Catania, abbiamo messo i soldi anche noi, poi altri li hanno riproposti, eccetera. È normale, però se la Siracusa Mazara del Vallo non è finita, se la Nord-Sud non è finita, se i binari dei treni marciano, non marciano nelle due direzioni, Crocetta, abbiamo capito. Fermo un attimo, Crocetta. Basta di Crocetta perché dobbiamo andare in pubblicità. Allora, Crocetta, chiarissimo il concetto. L'altra tesi che sostengono i fautori del ponte, abbassatevi un attimo Crocetta, è che l'una non esclude l'altra, cioè il ponte non esclude le strade, le autostrade, i treni, eccetera, eccetera. Adesso lo chiedeva anche Giancarlo Cancelleri, che diceva da posizioni politiche però differenti, cioè molto più simili a quelli che dicono no al ponte, il suo ex partito oggi era lì a manifestare, se n'è andato a dire sì al ponte in un luogo tra l'altro istituzionale che è il ministero, lui era vice ministro ai trasporti, quel ministero che oggi occupa Matteo Salvini. Quindi ci fermiamo, pausa e rientriamo dopo con Giancarlo Cancelleri. Allora, rientriamo in diretta, non vedo, però eccolo qua, non vedevo il ritorno, eccoci qua, rientriamo, dicevo, in diretta. Il dibattito sul ponte appassiona sempre, appassiona tutti, diciamo, da ogni punto di vista. Prima di andare in pubblicità, Crocetta, che è con noi insieme a Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars, insieme a Nino Germanà, che è il segretario regionale della Lega, con il nostro Francesco Triolo in collegamento dalla manifestazione di Messina che è appena terminata, con noi Giancarlo Cancelleri e Ruggero Razza. Cancelleri, dicevo, è uno di quelli che ha detto sì al ponte, diciamo a ragion veduta, perché occupava un ruolo nella scorsa legislatura diciamo, importante, era vice ministro ai trasporti, dicevo quello stesso ministero che oggi occupa Matteo Salvini. Anche in un ruolo scomodo, no? Cancelleri in quel momento nel Movimento 5 Stelle certo. Ovviamente era un no totale al ponte, poi c'è stata un'apertura un po' di Conte, diciamo, quando è diventato presidente del Consiglio, ma non c'è mai stata convinzione, tant'è vero che oggi sono tutti là a manifestare, anche i suoi ex colleghi. Perché Cancelleri ha detto sì al ponte? 20 anni fa, quando l'opera si bloccò con un grandissimo consenso sul no da parte di tanti siciliani, mobilitazione e quant'altro, il tema qual era? Non era certamente un no ideologico. Si diceva no perché la Sicilia era talmente arretrata che una infrastruttura di quel tipo avrebbe collegato il nulla da un lato col nulla dall'altro lato. Fermarsi però dopo 20 anni a sostenere ancora quella posizione significa che tutto quello che c'è stato fra quella data e i 20 anni successivi vuol dire che allora tutti quelli che hanno fatto politica in questi 20 anni, compresi i presenti, dovrebbero essere tutti presi a calci nel sedere, se mi permette. E il tema qual è? Magari sarebbe l'ora. Ma Presidente Crocetta, c'è pure lei. Allora il tema qual è? Perché quali sono le infrastrutture della Sicilia che sono cambiate in questi 20 anni? Le infrastrutture. E le infrastrutture certo che è cambiata. Le ferrovie sono cambiate, le autostrade sono cambiate. Si sono investiti 16. Ma che stai dicendo? Allora, vedo che la lontananza forse fa conoscere poco il territorio. Si stanno investendo 16 miliardi di euro per il raddoppio ferroviario Messina-Catania-Palermo, e questa è una cosa importante perché si sta creando anche un corridoio ad alta capacità per le merci, per il trasporto merci sui binari. Si stanno investendo moltissime risorse per quanto riguarda sia l'ammodernamento delle autostrade. Ogni giorno purtroppo questo è un cantiere che viviamo in maniera drammatica, quello della Catania-Palermo, ma che per 40 anni non ha visto mai un operaio, che finalmente stanno mettendo in sicurezza e stanno ammodernando. Si stanno costruendo finalmente nuove autostrade, la Ragusa-Catania, si stanno cominciando a progettare e a realizzare il primo lotto dalla Castelvetrano-Gela, la Castelvetrano-Sciacca appunto, e in questo momento
finendo al dibattito pubblico, si sta cominciando a realizzare, se è finito il dibattito pubblico, della tangenziale di Agrigento, si farà fra a breve la tangenziale di Gela, si stanno cominciando finalmente a definire gli ultimi lotti della Siracusa-Gela. Insomma, io credo che mi fermo qui, ma per dire che ci sono più di 20 miliardi di opere realizzate e in questo momento messe lì in mezzo. Allora, se vogliamo fermarci rispetto a quello che era prima e vogliamo continuare a dire di no, allora noi vuol dire che ci siamo turati gli occhi, le orecchie e il naso e non vogliamo saperne minimamente di questa terra, fatemi finire, di questa terra che deve continuare a rimanere una terra arretrata che non deve avere nessuna possibilità di svilupparsi. Se invece vogliamo cominciare a dire che attraverso tutte le infrastrutture che si stanno realizzando, e qui io rivendico il fatto che nella mia permanenza al Ministero delle Infrastrutture io ho portato più di 20 miliardi per la Sicilia, perché quelle opere che oggi si stanno realizzando sono frutto del lavoro che con quei governi abbiamo fatto, anche in sinergia con un governo regionale, con quello di Nello Musumeci, che era di colori politici opposti, ma che ci ha visto però lavorare insieme su quelli che dovevano essere gli obiettivi. E io ricordo sempre la mia grande amicizia e stima con Marco Falcone, assessore alle infrastrutture. Qui noi continuiamo ancora a bloccare lo sviluppo della nostra terra per poterla fare diventare finalmente centro commerciale del Mediterraneo, poter fermare le navi container, poter cominciare a utilizzare i porti strategici che abbiamo, che sono quelli di Gela e di Augusta, sui quali abbiamo lavorato e li abbiamo fatti inserire. Scusami, una nave container che arriva in Sicilia, se non c'è il ponte, sto container dove se ne deve andare? Ritorna di nuovo su un'altra nave e lo riportiamo. Chi è che viene da noi? Allora il gioco delle tre carte, se vogliamo continuare a... Qua il problema è uno: io ogni giorno sento gente che è contraria al ponte che mi parla, noi stiamo bloccando le rotte migratorie degli uccelli. Io voglio sapere chi blocca le rotte migratorie dei miei figli, perché io li devo fare lavorare in Sicilia e poi li devo spedire al nord Europa o al nord Italia per farli lavorare, perché qui non c'è mai uno straccio di opportunità. Allora, a questo dovete rispondere voi che siete contrari. Cancelleri e Catanzaro, scusate, Catanzaro e Crocetta. No, Luca, oggi sto ascoltando Giancarlo, diciamo che non lo ascoltavo da qualche tempo. Devo dire che l'ultima volta che abbiamo parlato proprio di un argomento quando lui era vice ministro, se lo ricorderà, della Gela Castelvetrano, lo ha ricordato. Come dire, siamo ancora, sì, è vero quello che dice lui del finanziamento della Castelvetrano Sciacca, però Giancarlo, secondo me il ragionamento che tu stai portando avanti è un ragionamento che poi ho sentito le parole di Condorelli e di Crocetta. Condorelli fa un'analisi correttissima sul fatto della propaganda politica, di quello che si sta mettendo in moto per i prossimi 2 anni ed è pura campagna elettorale. Crocetta giustamente dice una cosa importante, la cattedrale del deserto, cioè nel senso che noi immaginiamo il ponte, quindi un concetto utopistico da 20 anni. Giancarlo, anche tu dovresti essere preso a calci in culo, nel senso, dato che hai parlato in questo modo. Non mi sono tolto dal mazzo. Nei 20 anni ci sei stato pure tu e ti dico, tu da vice ministro, e ti rendi conto che non è un no ideologico, è un no falso, perché se la Corte dei Conti sta dicendo che bisogna riprogrammare, non è che la Corte dei Conti è diventata il Vangelo secondo Elli, se bisogna rimodulare le somme, non è un no ideologico, è un no che ti fa comprendere che siamo di fronte ad una vera e propria propaganda politica che ormai da diverso tempo, soprattutto il centrodestra con a capo il ministro Salvini, non fa altro, e non mi sfuggirà, mi dispiace che non c'è Germanà, ma non vi sfugge il fatto che lui ogni qualvolta che c'è campagna elettorale, soprattutto nelle ultime europee, parlava di questa vicenda del ponte sullo stretto. Ruggero, io sono convinto che, come dici tu, accetto la scommessa del pranzo o della cena che tu mi offri a Sciacca, e magari io ti pago, caro Ruggero, ti pago il tragitto, perché da Catania per arrivare a Sciacca non ti sfugge che non abbiamo un treno, che ci vogliono 3 ore, che non abbiamo strade e che ancora siamo davvero di fronte ad una cattedrale nel deserto. Noi parliamo di cose. Allora, io vorrei dire una cosa, però la dico agli esponenti di centrodestra e dovete viaggiare un po' di più,
osare un po' di più. Allora, Razza guardi la telecamera, se no i telespettatori vedono solo il profilo. Chiedo alla regia anche di dare un po' un'immagine, ovviamente se no si gira anche di fronte a Razza, però io vorrei dire agli esponenti di centrodestra e centrosinistra, anche all'ex presidente Crocetta, diciamo, i giudici della Corte dei Conti, anche questa cosa qui, insomma, alimenta altre polemiche, no? Che sono legate appunto alla, come dire, anche un po' ai retropensieri che si fanno sui giudici. Basterebbe no? dire che non esiste un altro paese europeo in cui la Corte dei Conti si esprima con un controllo preventivo che non riguarda i conti. Perché io che ho avuto anche il piacere di incontrare alcuni dei componenti della Corte dei Conti europea, non si capacitano di come da noi il giudizio sia preventivo su tutto, e ciò nonostante lei dice qui c'è l'ambiente, diciamo, perché il giudice della Corte dei Conti lo dice anche se andassimo in Francia, se andassimo in Spagna, se andassimo in Germania, se andassimo in qualsiasi altra democrazia, un procedimento come questo non esiste. E ciò nonostante ci sono strumenti giuridici perché la legalità della procedura deve essere assicurata. Ma noi siamo in uno Stato in cui è pieno di sentenze di primo grado che poi vengono tante volte riformate in secondo grado o in decisioni successive. Facciamo andare avanti le cose. C'è un altro dato che segna uno spartiacque profondo col passato rispetto a 20 anni fa, al periodo al quale si riferiva Giancarlo Cancelleri. Se noi rivediamo le immagini della manifestazione di oggi, vediamo che ci sono gli esponenti nazionali, leader importanti di tutti i partiti, ma mi sembra che manchino i messinesi. Cioè, rispetto a 20 anni fa c'era una città in rivolta contro il ponte, una città che spinse anche politicamente Renato Accorinti a diventare sindaco. Sì, Renato Accorinti divenne sindaco a furor di popolo, con le ciabatte, con i sandali, con la maglietta no ponte, col Dalai Lama. No, queste cose fu anche una grande manifestazione per il ponte una ventina di anni fa. E anche una manifestazione per il ponte, però adesso quello che manca... C'erano alcuni di quelli che erano contro oggi. Esatto, però adesso... mentre 20 anni fa funzionava, adesso funziona al contrario. Temo che come argomento politico funzioni a livello nazionale. Il no ponte, il no ponte, ma a livello locale temo che non abbia tanto appeal. Però di contro dico anche un'altra cosa, e questo riguarda il comune di Messina, riguarda anche il commissariamento degli alloggi pubblici. Guardate che l'ultima grande infrastruttura, una delle ultime realizzate a Messina, si chiamano Rione Taormina, sono gli alloggi che sono stati fatti da Benito Mussolini, dove io ho incontrato, ci sono 10 bambini, tra cui 3 disabili, che vivono tra gli scarichi fognari a cielo aperto. Questa è la realtà. I proprietari di queste case, loro dicono, è Benito Mussolini, è l'ultima grande infrastruttura, quindi quella terra sconta un'arretratezza strutturale e anche di capacità di intervento. Hanno fatti, viadotti, cose eccetera, hanno collegato la parte questa cosa ci fa riflettere. La parte, questa cosa però ci fa riflettere. C'è un tema. Voglio spendere 2 parole su quello che diceva poco fa Ruggero sulla Corte dei Conti. Io penso che se qualcuno si dovesse rivolgere alla Corte dei Conti europea, l'unico effetto che si avrebbe rispetto almeno ad una parte della relazione della Corte dei Conti italiana sarebbe una grassa risata. E cerco di spiegarmi. Chiaramente questo è quello che dico, lo dico con rispetto al lavoro di tutti, compresi anche i giudici della Corte dei Conti, per carità. Però mi fa un po' specie un paese come questo, in cui questo progetto del ponte ha superato delle cose che è l'ostacolo più grande quando qualcuno deve realizzare una opera pubblica in Italia, che è la commissione Via Vas. Cioè è quello il luogo in cui tutto si impantana più duro, diciamo, e si ferma. A volte si sono persi i progetti. Perché? Quali sono Perché un cavillo si trova sempre. Perché ci sono sempre una montagna di prescrizioni. A volte alcune infrastrutture escono con delle enciclopedie, non dei tomi, ma delle enciclopedie di prescrizioni che vanno a stravolgere completamente il progetto. Qui, per quest'opera, la Commissione Via Vas ha espresso valutazione positiva sia per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, sia per quanto riguarda la valutazione di incidenza. Quindi quando la Corte dei Conti, che perdonatemi, dovrebbe occuparsi di verificare se i conti dell'infrastruttura sono, e non quelli della verifica della direttiva Habitat 2000, è questo quello che a me fa ridere. Allora,
Cioè abbiamo la valutazione dell'organo competente che dice che è positiva e che rispetta tutti i parametri di valutazione di impatto ambientale. Poi la Corte dei Conti, che non è un organo che si occupa di valutazioni ambientali, ci dice che però la Habitat 2000 non è rispettata. E vabbè, il governo scriverà e dirà quello che per sciogliere, perché torno a ripetere, non è una bocciatura del progetto, non facciamola leggere in questo modo perché è una cosa errata. Qui ci sono dei rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, il governo adesso risponderà a questi rilievi superandoli, si spera, insomma, cercheranno di farlo. Quando si parla invece dei conti, che il progetto è gonfiato e quindi si deve rifare la gara, allora qui vedete, purtroppo noi abbiamo però Presidente Crocetta, un attimo che finisco di parlare. Un attimo che finisco di parlare e poi parla lei. Bisogna conoscere, noi abbiamo un ginepraio di regole che è quello che è composto dal codice degli appalti, ma la realtà è che i fari che dovrebbero illuminarci sono le direttive comunitarie, le direttive UE. La 24 e la 25. La 24 si occupa di strade e autostrade, la 25 si occupa di ferrovie, di grandi opere a livello europeo. L'articolo 72 della direttiva comunitaria 24 dice che se non è cambiato il progetto, e il progetto non è cambiato, che se non è cambiato la ditta che lo deve realizzare e la ditta che lo deve realizzare non è cambiato. Se sono intervenute questioni che il governo valuta attraverso il protocollo Europi come qualcosa di rilevante per diciamo la sicurezza, l'ordine e l'importanza pubblica, allora il progetto può andare avanti. È ovvio che cambia da 4 miliardi a 13 miliardi, ma scusate, ma durante il governo, quando il Conte 2, il governo Draghi, io da vice ministro ho dovuto studiare, siglare insieme col ministro Giovannini e con la ministra De Micheli i decreti sul caro materiali, perché durante il Covid i materiali sono schizzati alle stelle, ma è ovvio che non possiamo andare a chiedere a Eurolink di andare a realizzare il ponte con soli 4 miliardi, è ovvio che ci deve essere un adeguamento dei prezzi. Molto chiaro come spiegazione. Allora, un attimo, Cancelleri, dobbiamo fermarci perché insomma prima della pubblicità volevo sentire l'H-Line e poi volevo chiudere questa parentesi del ponte, perché abbiamo da parlare anche della sfiducia a Schifani, abbiamo da parlare anche di tutto quello che sta succedendo nella politica siciliana, perché Antonio, noi ne abbiamo parlato, ci sono già le strategie anche dopo queste ultime elezioni regionali che hanno detto qualcosa, quindi insomma sentiamo l'H-Line e poi andiamo in pubblicità. Manifestazione di Messina contro il ponte sullo stretto per dire al governo di fermarsi, su un progetto che il Partito Democratico ritiene sbagliato e dannoso sia dal punto di vista economico che da quello ambientale che da quello sociale. Le motivazioni della Corte dei Conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee, sia quelle ambientali come la direttiva Habitat, sia della direttiva sugli appalti, dell'esclusione dell'autorità di regolazione dei trasporti, violazioni molto gravi. Si legge in quelle motivazioni che mancavano gli elementi di motivazione sulla salute, sulla sicurezza, e che quindi andava anche preventivamente raccolto il parere della Commissione europea. Non è stato fatto. È stata fatta una modifica sostanziale dell'appalto senza rifare la gara. Non ci sono i dati completi per capire se c'è stato un superamento della soglia dell'aumento dei costi oltre il 50%. Tutte cose che stanno nelle motivazioni della Corte e che devono portare il governo di Giorgia Meloni a fermarsi su questo progetto dannoso e sbagliato, e siamo qui per sostenere questa mobilitazione delle cittadine e cittadini che su questo progetto hanno sempre fatto sentire la loro voce. Siamo al loro fianco. L'hanno fatto già? Proposto. Allora rientriamo in diretta, non ho sentito la sigletta diciamo di ingresso, però insomma siamo in onda. Allora io intanto volevo salutare, chiudiamo questa parentesi ponte perché ovviamente abbiamo seguito in diretta la manifestazione, però adesso ci sono anche altri argomenti che stanno interessando la politica siciliana. Intanto ringrazio Francesco Triolo che era con Nino Germanà. Francesco Triolo è il nostro collega in diretta da Messina, Nino Germanà il segretario regionale della Lega, insomma, che hanno espresso, anzi Germanà ha espresso le posizioni raccolte, le sue posizioni raccolte
naturalmente da Francesco Triolo. E apriamo un altro tema, Crocetta. Allora, da ex presidente della regione, lei mai ha avuto una mozione di sfiducia contro? Io ne ho avute 3, fra l'altro me le ha presentate tutte cancelliere. E poi com'è andata? È stato là fino alla fine. Lo rafforzavamo e basta. L'emozione di sfiducia è la ritualità della politica che deve trovare le ragioni dello scontro. C'è un presidente, lo si fa governare. Quando poi scade il mandato, si dice ha governato bene, ha governato male. Ma l'hanno eletto i cittadini, non capisco perché lo debbano sfiduciare. Allora, aspetti, guardi, io le faccio vedere una scheda che ha preparato la nostra Simona Mazzone che racconta, come dire, le tappe di questa sfiducia, ma lancia anche, diciamo, qualche domanda alla fine del servizio. Sentiamo. Stanno ancora raccogliendo le firme, io sono rimasto stupito di questo, le raccoglieranno, quindi attendiamo la raccolta delle firme e poi faremo... Con un sorriso quasi sarcastico, soltanto una settimana fa non credeva che l'avrebbero fatto, invece alla fine la mozione di sfiducia è stata depositata. A firmarla i 23 deputati dei gruppi di opposizione, PD, Movimento 5 Stelle e Controcorrente, ma per essere approvata deve ottenere 36 voti favorevoli. Perché una mozione e non una dimissione in massa? Le regole del gioco dicono che anche se noi ci dimettessimo in massa, 22 dimissioni contemporanee, sapete cosa accadrebbe? Che 22 deputati vengono sostituiti dai primi dei non eletti di ogni singola lista. Manca ancora Sud, chiama Nord, ma Cateno De Luca ha assicurato che sosterrà con i suoi la sfiducia a Renato Schifani, come ha rivelato in anteprima al Punto nella scorsa puntata. Vi do una notizia bomba. Firme intanto sulla mozione. No, le firme va bene, le firme sono TikTok. Saranno 23, fermati ora, basta. Più ci sono 3 voti di Sud chiama Nord che abbiamo detto già che quando presentavano sta mozione noi avremmo votato la mozione. Quindi oggi la notizia intanto è, quindi può tremare il sederino, e non si parte da 23, si parte da 26. La mozione sarà votata martedì 2 dicembre a Sala d'Ercole a partire dalle 14. La seduta durerà 5 ore. Le opposizioni avranno 3 ore di tempo per argomentare le ragioni del no a questo governo, mentre le restanti 2 ore saranno concesse ai deputati di maggioranza, alla replica del governatore e alle operazioni di voto che avverranno per appello nominale. Ciascun deputato verrà chiamato con nome e cognome e dirà se è favorevole o contrario. Io all'interno del Parlamento valgo uno, sono un deputato, sono da solo, sono un gruppo misto, non ho un gruppo politico di riferimento e per fare delle azioni congiunte bisogna, che piaccia o meno, rivolgersi ai gruppi che stanno all'opposizione. Dalle riforme non approvate alle inchieste giudiziarie fino alle anomalie nella gestione degli appalti, senza trascurare gli scandali in sanità, tutto nei 15 punti della mozione, dove è contenuto anche un riferimento all'indagine che coinvolge Totò Cuffaro. Dopo il terremoto giudiziario che si è abbattuto sulla DC e dopo l'uscita di scena dei suoi rappresentanti dal governo regionale, ci sarà un colpo di scena da parte dei deputati dello Scudo Crociato? Potrebbero firmare anche loro la mozione? L'opposizione troverà altre adesioni? Allora, tu dici Antonio Condorelli, forse 1-2. Forse uno il massimo. servizio di Simona Mazzone diceva, scusa, questi qua li hanno mandati tutti via, adesso glieli stanno mandando via anche dei ruoli di sottogoverno. No, gliel'hanno dati sottogoverno, gliel'hanno dati. La DC non è mai uscita dal governo, quindi la DC stata questa mossa. Cancelleri diceva uno è Miccichè che vota. No, ma perché l'ha detto Perché lui l'ha qui detto lui, nella l'ha tua detto trasmissione, non è che... Allora, quindi io andrei da un giorno ti si Catanzaro, no? Che è uno di quelli che abbiamo visto nella foto, bello in mostra con la mozione di sfiducia davanti, eccetera. Quindi Catanzaro, o siete troppo pochi o ci avete l'asso nella manica. No, io ritengo che diciamo noi partiamo da 23, poi come ha detto Cateno De Luca al voto siamo in 26. Noi partiamo da un presupposto. Schifani nel suo primo intervento in aula nell'insediamento da Presidente della Regione partiva dal fatto di dire che lui era un parlamentarista convinto.
Di fatto lui è fuggito in questi anni dall'aula, è un governo, lo definiamo di emergenza e di approssimazione, perché non c'è mai stata un intervento di programmazione da parte del governo Schifani. Oggi abbiamo condiviso con tutte le opposizioni di arrivare ad un atto forte, perché non mi sfugge quello che dice il presidente Crocetta, di fatto il voto al presidente della regione è dei siciliani. Ovviamente ci sono le elezioni, noi ci siamo presentati e siamo state 3 opposizioni che di fatto noi, De Luca e i 5 Stelle, quindi il PD, 5 Stelle e Cateno De Luca, erano 3 candidature diverse nel 2022. Abbiamo fatto un lavoro all'interno dell'aula per fare proprio un lavoro di opposizione. Oggi abbiamo ritenuto ho un ritorno, scusami Luca. No, continua, era Condorelli che stava facendo le sue riflessioni, cioè stava riflettendo sulle parole di Catanzaro. Oggi abbiamo condiviso di presentare proprio con un atto forte la mozione di sfiducia per dire che Schifani deve andare a casa. Quindi Catanzaro, scusi, è solo un gesto così di rappresentanza, no? Per dire noi ci siamo uniti, siamo l'opposizione. Perché insomma, anche volendo sommare, e lo facciamo, perché l'ha detto lui qua, i voti di Cateno De Luca, mancano 10 voti per mandare a casa sì. Scusami, noi sappiamo che la strada è in salita e sono 26 attualmente i voti, poi non sappiamo quello che avviene. Mettiamoci anche Piccichè, come dice Cancelleri. Beh, poi potrebbe anche. Quindi già siamo da 26 siamo a 26. Allora Catanzaro, qua tutti vogliono intervenire. È un atto politico. Allora, tiriamo un attimino le somme. È un atto politico. Se oggi qualcuno pensa che possa passare la sfiducia a Renato Schifani, allora siamo in un altro pianeta. È un atto politico, però è un atto politico che non unisce il fronte dell'opposizione, perché sono divisi con dei problemi molto seri all'interno dell'opposizione. Anzi, amplifica i problemi che ci sono. Sappiamo che Ismaele Lavardera ha dato l'out-out sulle primarie, sappiamo che il Partito Democratico, la base parlamentare, non riconosce l'attuale guida regionale, sappiamo che Cateno De Luca non è considerato dentro il campo largo, tant'è che non è stato invitato nel ritiro spirituale dove è stato concepito. Qua è segretario, l'ha detto qui, e quindi da questo punto di vista, ma la vera sconfitta, consentitemi, dell'opposizione è quella di non essere riuscito a porre una sfiducia al governo Schifani sui temi, e ci sono temi che gridano veramente allo scandalo, soprattutto nella sanità. Guardate, ho parlato oggi con i convenzionati esterni del settore specialistico, qui c'è un ex assessore. Ieri è stato comunicato il format. Dal punto di vista pratico loro non sanno a fine anno che budget avranno per l'anno che si è concluso, ci sono imprese che rischiano di fallire. Questo è un dato eclatante del collasso, dell'incapacità della governance sanitaria. Rispetto a tutto questo l'opposizione non solo non è stata unita, ma è stata scarsamente incisiva. Non basta fare un comunicato di stampa o depositare un'interrogazione davanti a questi fatti eclatanti. L'hanno detto, insomma, l'hanno ma scritto, non basta dirlo, non basta fare. La maggioranza che è stata molto più incisiva. Certa maggioranza è stata molto più incisiva. Catanzaro, ma che cosa le dicono? No, dico, ascolto con interesse la disamina di Condorelli. Potrebbe essere lui a fare l'opposizione dentro il Parlamento, però io ritengo che le cose che dice sono un po' distorte rispetto a quello che è la realtà, perché non è assolutamente vero. Noi, per quanto riguarda l'aspetto sulla sanità, mi perdoni. Mi scusi onorevole, però partiamo dal Partito Democratico. Cioè, il partito non riconosce il segretario che è stato eletto nel congresso, ci sono i ricorsi in corso, c'è un collasso totale. Mi perdoni, lei ovviamente fa il giornalista, ma non mi pare che possa mettere dentro tanti argomenti. Stiamo parlando di mozione di sfiducia. Poi se dovessimo parlare di altro, intanto il gruppo parlamentare è unito, il gruppo parlamentare è lì a presentare la mozione di sfiducia. Non capisco, non comprendo cosa c'entri quello che sta dicendo lei rispetto alla vicenda del PD. Poi, ho detto che questa vicenda, questa mozione di sfiducia non unisce il fronte dell'opposizione. Cioè, voterete insieme, ma non siete uniti politicamente. La mozione di sfiducia sta unendo e ha unito il gruppo dell'opposizione, perché forse lei non ha compreso quello che io ho detto nel mio primo intervento. Noi siamo 3 opposizioni
arrivate dal post voto del 2022 con 3 candidature diverse. Abbiamo fatto un lavoro in questi mesi, in questi anni all'interno dell'Aula proprio per arrivare a fare quello che stiamo facendo. Addirittura abbiamo presentato per la prima volta in finanziaria, proprio in queste giornate, ancora si deve concludere la Commissione Bilancio, diversi emendamenti che guardano una visione diversa rispetto a quello che il governo regionale vede per la Sicilia, proprio tutte e 3 le opposizioni, a firma di tutti e 23 deputati di opposizione. Quindi non comprendo per quale motivo le opposizioni si dividono. Poi, cosa diversa è primarie. Le primarie la questione, diciamo, di partito. Perfetto. Chiarissimo, le questioni di partito. No, restiamo un attimo sulla mozione di sfiducia, perché tra l'altro Renato Schifani proprio oggi ha detto, diciamo, parlerà in aula, lo ricordo, martedì, così come avete chiesto voi opposizioni, perché insomma avrà tante cose da dire, l'ho detto, ha detto è una vita tutta in salita. Su questo diciamo, mi soffermerò. La vita del Presidente della Regione non è semplice, non è una vita facile, però dice parlerò in aula, non voglio anticipare niente in questo senso. Dice io mi arrabbio ma non porto rancore a nessuno, quindi un messaggio, diciamo, ovviamente alle opposizioni ma anche ad alcuni della sua maggioranza che quando hanno potuto non hanno esitato a fare sgambetti al Presidente della Regione. Io però un Presidente della Regione, almeno uno che è stato Presidente della Regione, ce l'ho qua, che diciamo, ne ha vissute tante e ne ha come dire, ha anche ricevute tante critiche. Devo dire, Crocetta, lei però ci mise tutto il possibile. Quanti assessori ha fatto? 48, 49? Sì, 57, 88. Quant'ero, Razza, quant'ero? Una cinquantina, dice Razza. Ascolta, ma è molto semplice unire una maggioranza quando il metodo che vale in Sicilia in questo momento è la lottizzazione. Presidente, fare un ribasso politico piuttosto che dire, come ha detto Schifani, ma quando parlo io, tu parli, Luca, io voglio capire. No, non sto parlando io, sta parlando Razza. Oh, benissimo. Allora, Schifani oggi ha detto che all'ADC spetta il sottogoverno. Allora perché prendersela con Cuffaro? Scusa, perché prendersela con Cuffaro a proposito della lottizzazione della sanità? La lottizzazione della sanità, il governo Schifani l'ha fatta in modo scientifico, dividendo a tutti i partiti il ruolo che debbono avere. E ancora adesso, dopo che sono usciti gli assessori della DC, in pratica la DC rientra attraverso il sottogoverno. Ma ti sembra un metodo questo? Ti sembra un metodo politicamente vendibile, accettabile? Io quando abbiamo nominato con Lucia Borsellino gli assessori, la lista che avevamo di fronte era 30 che erano usciti da una selezione di circa 350 manager fatta da una commissione dove c'erano magistrati, esperti, eccetera, e noi non abbiamo lottizzato coi partiti. Presidente, però diciamo le cose come stanno, Presidente. Abbia la cortesia di dire le cose come stanno. Perché è facile scaricarla le vicende giudiziarie di... Non è lottizzazione. Lei ha fatto il Presidente della Regione. La nomina dei direttori generali non è lottizzazione. L'acquisto di deputati di opposizione che avvenne anche sotto il suo governo, perché ci furono deputati di opposizione che passarono alla maggioranza, perché non è vero che il nuovo centrodestra in blocco passò alla maggioranza. Non mi hanno mai coinvolto, tant'è vero che ce ne avevo tutti contro. Presidente, e gli acquisti non mi hanno mai colto. Per esempio, ma non è una vergogna, Presidente. I partiti nazionali persino con la mia opposizione. Quindi lei era contrario a che dall'opposizione passasse a sostegno al suo governo? All'ingresso di questi, tant'è vero che cercheremo una dichiarazione in cui lei lo ha detto. Quando venne il vice segretario nazionale a Catania per sancirne l'ingresso, io sono stato l'unico rappresentante del PD che non si è presentato a quell'assemblea dopo aver scritto una mail che vi posso anche comunicare,
in cui dicevo Presidente. che non ero d'accordo. Allora, Presidente, però diciamo che anche nel suo governo non sono Probabilmente mancate... era d'accordo il senatore Lumia, Presidente. Mi hanno riguardato. Presidente, però diciamo Probabilmente era anche d'accordo il nel suo senatore governo Lumia, non sono Presidente. mancati i guai giudiziari, no? Cioè, insomma, quelli legati, in qualche modo collegati Quali guai giudiziari stai al parlando, suo governo. Luca? Le Però posso le dire vicende- una cosa, perché le vicende- una cosa molto giusta l'ha detta il Presidente Crocetta e io mi sento di sottoscrivere quello che diceva il Presidente Crocetta poco fa. No, però il riferimento, diciamo, a Cuffaro era questo, no? Cioè, anzi, lei ha difeso in questo caso Cuffaro. Accaniti di me e io fino adesso me ne sono uscito sempre con assoluzioni per essere estremamente... Però diciamo questo dovrebbe essere Crocetta si eccolo qua. Però Crocetta, io dico questo, cioè quello che sta raccontando lei dovrebbe essere un esempio da raccontare, no? Cuffaro è colpevole. Posso Dico dire- che Schifani ha scelto un metodo sbagliato. Ma io Usando politicamente. invece io su una cosa Grazie, poi do andiamo in molta pubblicità. ragione al Presidente Crocetta. La mozione di sfiducia ovviamente non passerà. È una mozione di sfiducia che è un mero atto politico, una testimonianza di presenza. Lo dice chi ha persino subito una mozione di sfiducia come assessore, perché nella scorsa legislatura anche a me è capitato il rito della mozione di sfiducia. Di solito anzi raggiungono l'effetto opposto, quello di compattare la maggioranza e di rafforzarla. Ma io penso che noi oggi viviamo in un sistema dove c'è la elezione diretta del Presidente della Regione. Un Presidente della Regione che viene eletto ha il diritto ed il dovere di portare avanti il suo programma e di sottoporre quel lavoro che ha compiuto al giudizio degli elettori, i quali potranno valutare se confermare il Presidente e la coalizione che lo ha sostenuto oppure se cambiare. Cosa andrà in scena nei prossimi giorni invece? Una bellissima propaganda politica, una accusa reciproca tra la maggioranza e l'opposizione, però è una di quelle partite che si svolge sapendo già quale sarà il risultato finale e poi dall'indomani invece si dovrà lavorare alla legge di finanziaria e alla legge di stabilità cercando, come è accaduto anche grazie al lavoro del Presidente Galvagno, di evitare per il terzo anno di fila l'esercizio provvisorio e anche grazie al lavoro dell'opposizione, perché in questi anni se si è raggiunto l'obiettivo ogni anno di non andare in esercizio provvisorio, lo si deve a una situazione economica diversa, a un assorbimento da parte dei conti pubblici regionali del disavanzo, ma anche a un lavoro di collaborazione che ha messo insieme la maggioranza e l'opposizione. Allora, io penso che questo sia stato un esempio di buona politica, non di cattiva politica. Allora, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Al rientro abbiamo solo qualche minuto per i saluti, perché poi dobbiamo chiudere la nostra diretta, però un ragionamento diciamo anche diciamo, sul dopo regionali lo farei con i nostri ospiti, velocemente subito dopo la pubblicità. Allora, velocemente rientriamo per chiudere questo discorso. Cancelleri voleva dire una cosa, siamo veramente in chiusura. Sì, io dico che questa mozione di sfiducia a me più che un atto politico mi sembra un atto di sopravvivenza politica. Ora parto da un assunto in maniera tale che sgombero il campo. Io ho grande stima di Michele Catanzaro, lo reputo anche una persona intelligente, politicamente ovviamente intelligente, perché sulla persona non la discuto proprio. Però dico una cosa, una mozione di sfiducia in questo momento lui sa benissimo che serve semplicemente a compattare la maggioranza. Viene presentata, non ha nessuna speranza di poter passare, lo dico perché ho detto che è una persona intelligente, per cui lui lo sa che questa mozione di sfiducia non passerà, raggiungerà 26, 27 voti, 28, ma comunque ben distante dai 36 necessari per arrivare, diciamo, al gol che loro sperano di poter fare. Il tema invece qual è? Che da un lato c'è la Vardera, che è praticamente il Claudio Fava di turno, fa un casino incredibile, vuole le primarie, non sanno come contenerlo,
e dall'altra parte c'è un asse romano del Partito Democratico che dice ovviamente al PD siciliano e quindi anche a Michele Catanzaro di mantenere insieme la coalizione. In tutto questo c'è il Movimento 5 Stelle che è la nuova Democrazia Cristiana, perché di quello si sta parlando, ci sono diventati praticamente assolutamente degli ultramoderati, sono talmente moderati che manco la Democrazia Cristiana ormai li voterebbe più. E questa cosa ha messo insieme questi tre gruppi cercando, ma la realtà Michele Catanzaro dice perché questa cosa ha compattato le opposizioni, ma non è vero, perché vi scioglierete come neve al sole appena comincerete a parlare di candidati alla presidenza. Vedremo. Allora un attimo, Cancelleri, la devo interrompere. Continuiamo il discorso in un'altra trasmissione. Invitiamo Crocetta, lei deve venire in studio perché è troppo complicato gestire lei e gestirla in collegamento, è sempre veramente una fatica. Sabato prossimo l'aspetto in studio, Crocetta. Se mi inviti sabato prossimo e cominciamo a parlare appunti, sabato Crocetta in studio. Sulla Sicilia. Sabato Crocetta in studio, lo sai anche Totò che la sta sentendo. Parliamo sabato, allora fermola, poi quando parte è impossibile da fermarlo, cioè è sempre uguale, Allora fermo Crocetta, se no non possiamo chiudere la trasmissione, la invito sabato in studio, Totò, le vignette e così chiudiamo. Mamma mia che fatica. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Totò, sei tornato, hai visto? L'altra volta eri lontanissimo. Allora, le vignette da oggi bellissime, immagino che ci siano delle cose assurde, perché con l'attualità di oggi. La famiglia nel bosco, eccoli. Il caso della famiglia nel bosco. Eccolo qua. Gli unici imboscati che hanno beccato in Italia, guarda. Come fate a dire? Questa è bella, questa è poetica. Questo è un omaggio a Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, che molto in settimana sono stati celebrati i funerali. Questo è un omaggio alla Vardella. Liberata la spiaggia di Mondello. Quasi liberata, insomma, siamo sulla revoca delle concessioni. Passano così, insomma, va bene. Allora, lettera di Salvini a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, potresti portarmi il ponte sullo stretto? Chi sei più babbo di mia? Un Babbo Natale la faccio in Crocetta per favore su questa cosa, su questa video. È un Babbo Natale della Corte dei Conti. È un Babbo Natale della Corte dei Conti, Crocetta, hai visto? Poi andiamo avanti. Prossima vignetta. Mandate a letto i bambini. La posizione degli italiani rispetto al ponte. Com'è? A ponte, appunto. Ma perché no al ponte? Dire sì alle infrastrutture che non finanziano. Perché sembra che qui si sia contro il ponte in modo pregiudiziale. Finanziate le autostrade, finanziate le va bene, ne parliamo sabato, Crocetta. Continua, abbiamo ancora una vignetta, no Totò? Quanti ne abbiamo ancora? Non lo so se ecco qua. Questa è altra. Garlasco, un altro caso di cui parlano tutti, al bar, eccolo qua. Siamo passati da abbiamo fiducia nella magistratura a abbiamo fiducia nella magistratura. Ecco, questo diciamo è molta attualità, no? Insomma, che gira su tutto questa vale cosa. Anche per la Corte dei Conti. Vale anche, vedi, dice Razza, vale anche per la Corte dei Conti. Allora, finite, ce n'è un'altra? Io non l'ho ogni volta. Allora, Totò, grazie, abbiamo 20 secondi per salutare tutti. Intanto grazie. Ci vediamo la prossima settimana con Crocetta, mi raccomando, prepariamo Bravo, hai visto? Crocetta apprezza, ecco. Allora, Crocetta, sabato lei sarà qui, quindi ci vediamo sabato prossimo. Saluto Michele Catanzaro che ride, perché per ride, non so se ride per le vignette, per Crocetta, per noi, insomma, per qua, per diciamo l'appassionato dibattito. Grazie anche a Michele Catanzaro. Sorridevo per le vignette, Luca. Ecco, va bene, grazie allora. Per capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, martedì vedremo cosa succederà con questa sfiducia. Ringrazio l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Ruggero Razza, grazie. Razza, grazie Giancarlo Cancelleri, ex viceministro, oggi con Grande Sicilia, dunque continua a fare politica attiva. Antonio, insomma, anche oggi insomma, è stata durissima, però sarà una settimana tosta. Sarà una settimana tosta, sabato prossimo vedremo come andrà questa sfiducia e la commenteremo ovviamente con i nostri ospiti politici. Grazie a tutti, buon proseguimento di fine settimana a tutti.